Che dire, partita bellissima da parte della ragazza, ha fatto la cosiddetta partita perfetta sia nella fase difensiva che nella fase di costruzione, sia nella fase di finalizzazione. Abbiamo fatto davvero una grande partita e tanto merito a loro perché gli avevo chiesto di liberarsi di testa, di stare tranquille, di cercare di fare quello che mettono in pratica durante la settimana e ci hanno dato una bellissima soddisfazione. Le ringraziamo da parte mia e da parte dello staff perché queste sono le soddisfazioni migliori. È vero che vincere ti aiuta a vincere, però loro l'hanno fatto anche nei momenti di difficoltà e questo è da sottolineare. Nei momenti di difficoltà loro hanno scavato, sono riusciti a uscire dalla palude e adesso si ritrovano in questa bella situazione. Non è ancora finita perché manca ancora il pezzo di stagione e dobbiamo continuare su questa strada. Loro sono brave perché durante la settimana è normale che ci siano degli alti e bassi perché credo che sia così anche nella vita, però loro trasformano sempre il lavoro fatto sul campo con il sorriso e questa è la cosa che a noi ci interessa di più perché con questo riusciamo a costruire qualcosa di importante. Un ringraziamento ai tifosi che questa sera ci hanno dato una grossa mano e credo che le ragazze abbiano ripagati della bellissima prestazione che hanno fatto. Un grazie e speriamo che continuino a seguirci. Beh, direi che non poteva andare meglio, sono molto contenta perché lo volevamo e ce la siamo andati a prendere, era una sorta di rivincita dopo le 2 sconfitte in Coppa, penso che ce la meritavamo tutta. Sicuramente è una prestazione che è frutto di tanto lavoro, di un periodo di crescita, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, abbiamo provato a giocare, abbiamo letto i momenti della partita e soprattutto l'abbiamo fatto insieme, quindi poi questo ha portato al risultato finale. Basta.